Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. 18 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Catanzaro in Calabria e a Salerno per truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio ed impiego di capitali in attività illecite. Gli arrestati avrebbero conseguito illecitamente finanziamenti previsti dalla legge Sabatini destinati all'agricoltura per un importo complessivo pari a 9 milioni di euro. L'attività di indagine avrebbe dimostrato, con la complicità di un cancelliere del Tribunale di Lamezia, la posizione di sigilli e targhette su macchinari agricoli o industriali oggetto del finanziamento, dichiarati nuovi ma in realtà risultati usati o inesistenti. Giornata crotonese ieri per il segretario nazionale della CISL Raffaele Bonanni. L'occasione è stata la festa dei 60 anni dell'organizzazione sindacale, un convegno sull'emergenza occupazionale a Crotone e l'inaugurazione della sede provinciale del sindacato. Nel corso della visita Bonanni ha proposto la sua ricetta per l'occupazione, che deve passare attraverso un piano per attrarre i capitali, puntando anche sulla sinergia con gli enti locali, così come hanno fatto i sindacati locali, proponendo un piano di 7 punti per il rilancio del territorio. Ancora proteste per 80 lavoratori dell'ambiente e servizi, la società partecipata del comune di Catanzaro, da 5 mesi in attesa dello stipendio. Per loro però sembrano aprirsi degli spiragli, in particolare ieri una delegazione di lavoratori accompagnati da rappresentanti dei sindacati si è recata a Palazzo dei Nobili per incontrare gli amministratori, che hanno fornito rassicurazioni circa l'imminente introito da parte della società di un credito di 70.000 euro che dovrebbe consentire proprio il pagamento degli stipendi. ANCE, Legacoop Calabria, Confederazioni Sindacali e l'Associazione dei Comuni hanno tenuto una riunione per discutere delle problematiche relative alla forte recessione che investe il settore dell'edilizia residenziale in Calabria. Decine di cantieri stavano per essere avviati se non ci fosse stato il blocco da parte della Regione Calabria. I programmi dell'housing sociale erano finanziati con la legge regionale 36/2008, che da circa 3 mesi sono stati bloccati dal nuovo assessore regionale ai lavori pubblici. Molte imprese, per i ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione, sono a rischio. L'amministrazione provinciale di Catanzaro ha presentato ieri il progetto Wild, 2 giorni per discutere delle pari opportunità anche nello sport. Nell'occasione il presidente Vandaferro, insieme alla commissione pari opportunità, ne ha illustrato i contenuti e le finalità ed è stato firmato un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Scienze del Movimento Umano e dello Sport dell'Università degli Studi di Roma Foro Italico. Il progetto sarà gestito da un'associazione internazionale non governativa. Oggi a Rende, in occasione della Giornata Europea per la Sicurezza Stradale, il quinto circolo didattico Pertini di Cosenza, la Consulta Provinciale degli Studenti e l'Ufficio Settimo Ambito Territoriale di Cosenza hanno organizzato una giornata di sensibilizzazione sul tema con un'iniziativa presso la Sala Consiliare di Piazza Matteotti. 100 giovani studenti hanno potuto conoscere i pericoli della strada e la corretta applicazione delle norme grazie a strumenti e strutture mobili in dotazione alle forze dell'ordine. È il colonnello Salvatore Sgroi, 50 anni, il nuovo comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Catanzaro. Sgroi ha incontrato i rappresentanti della stampa a pochi giorni dal suo insediamento nel nuovo incarico. L'ufficiale, di origini siciliane, sposato e padre di 2 figli, ha evidenziato l'impegno dell'Arma sul territorio, illustrando anche le tappe della sua carriera. Ultimo incarico al Comando Legione Sicilia, prima di arrivare a Catanzaro. A dare il benvenuto ai turisti ed ai passeggeri che atterreranno all'aeroporto di Crotone saranno 3 personaggi illustri della città, raffigurati su cartelloni: Pitagora, Alcmeone e Milone. Ad illustrare questo punto di accoglienza l'assessore comunale Cavarretta e il consigliere delegato Pesce, che hanno sottolineato come la promozione turistica passi anche attraverso l'immagine che si dà del territorio, facendo conoscere la propria storia, cultura e tradizioni.